Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Da domani il via alle prenotazioni per i vaccini ai bambini. Dal 16 dicembre le prime iniezioni. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga invita a mettersi in lista, sottolineando come ci siano dosi per 18.000 soggetti. Da metà dicembre scatta l'obbligo vaccinale per alcune categorie. Chi non è in regola starà a casa dal lavoro. Dal 15 dicembre scattano gli obblighi vaccinali per i sanitari con la terza dose, per le forze dell'ordine e per gli insegnanti, una data a cui si guarda con attesa anche da parte della Regione. Quella è la norma, insomma, chi non è in regola non può ovviamente svolgere la propria attività lavorativa. Noi come Regione abbiamo garantito una corsia preferenziale per le categorie che hanno l'obbligo. Quindi abbiamo riservato una quota di vaccini e quindi anche di spazi nell'agenda per queste categorie, così da renderle più veloci possibile per effettuare la vaccinazione e quindi poter tornare a lavorare in regola. Adesso non abbiamo dati, soprattutto perché sono principalmente categorie di lavoratori non regionali, ma pensiamo appunto alle forze dell'ordine, pensiamo alla parte che riguarda gli insegnanti, sono tutti dipendenti dello Stato. Noi stiamo ovviamente garantendo il servizio a tutti i cittadini, queste fasce comprese, però insomma ecco, mi sembra che sia cambiato un po' anche l'atteggiamento di chi aveva paura e si stia convincendo a partecipare alla campagna vaccinale. Intanto da domani via le prenotazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali è imminente la possibilità della prima dose. Noi partiremo il 16. Come tutti a livello nazionale, dai 14 potranno essere fatte le prenotazioni, vediamo anche in questo caso le adesioni, però noi abbiamo le dosi che ci vengono inviate, sono circa per 18.000 soggetti, perché sono ovviamente 2 dosi in 21 giorni da effettuare ai bambini, e chi vorrà prenotarsi lo potrà fare dal 14. Discoteche, pub, sale da ballo nel mirino dei carabinieri del NAS di Udine, che in Friuli Venezia Giulia hanno controllato 10 locali. Sono scattate sanzioni per assenza di Green Pass e per persone senza la mascherina. 10 i controlli eseguiti negli ultimi giorni dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine nei territori delle ex province di Trieste, Pordenone e Gorizia, per verificare il rispetto del controllo del Super Green Pass nelle discoteche e nei locali da ballo della regione. 10 gli accessi eseguiti dagli uomini del capitano Fabio Gentilini, dei quali 5 nell'Isontino, dove ogni direttiva è stata rispettata. 4 poi nel Friuli occidentale, dove è scattata una sanzione per il mancato indosso della mascherina. Un unico controllo in area giuliana, dove sono stati sanzionati sia il titolare del locale che un avventore. Il secondo è risultato sprovvisto di Green Pass, mentre il primo non ha ottemperato all'obbligo di controllare il certificato verde. I controlli non hanno riguardato il territorio della provincia di Udine. A livello nazionale sono stati ispezionati 261 locali tra discoteche, pub e sale da ballo. Monitorate 9.000 persone, 69 le sanzioni elevate per violazioni dell'obbligo sul Super Green Pass. Gli esiti dei controlli hanno determinato anche la chiusura di 8 locali a causa di gravi inosservanze alla normativa anti-Covid. Colto da un improvviso malore, muore lungo il sentiero durante una passeggiata. Tragedia ieri pomeriggio a Tarvisio, dove un uomo del posto di 70 anni è stato stroncato da un infarto durante un'escursione tra Sant'Antonio e Coccao. Inutili soccorsi prestati dal personale sanitario e dai militari della Guardia di Finanza. Per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. È in corso a Trieste la terza udienza legata al duplice omicidio di 2 agenti di polizia Rotta e De Menego, assassinati all'interno della questura triestina il 4 ottobre del 2019. Per le ultime ci colleghiamo con Andrea Pierini dall'esterno del Tribunale. Una nuova perizia psichiatrica per capire se Aleandro Meran sia in grado di intendere e di volere, e soprattutto se sia in grado di sottoporsi al processo che lo vede imputato per il duplice omicidio di 2 agenti di polizia, Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, freddati con le pistole di ordinanza all'interno della questura di Trieste nell'ottobre del 2019. E questa la decisione della Corte d'Assise presieduta dal giudice Enzo Truccellitto in merito al processo che vede imputato
imputato il cittadino dominicano per l'accusa appunto di duplice omicidio. Dunque non ci sarà oggi ovviamente la sentenza, il perito si è preso 60 giorni di tempo a partire dal 20 di dicembre, quando ci sarà la prima riunione con i periti delle parti, insomma, per stabilire poi come si procederà all'analisi dell'imputato, e poi nuova udienza il 14 marzo. Queste le novità del maxi processo che è in corso in questo momento a Trieste. Per ricostruire in realtà no, perché la dinamica di quanto è avvenuto in questura nell'ottobre del 2019 è ormai chiaro e assodato, non ci sono molti dubbi, ma per capire che cosa è scattato nella testa dell'imputato che ha freddato 2 agenti di polizia. Se non ci sono domande da studio vi restituirei la linea da Trieste. Grazie ad Andrea Pierini. Proseguiamo con le notizie di cronaca. Colpo da oltre 10.000 euro nel fine settimana in un'abitazione di Udine. I ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze di un appartamento al primo piano in assenza della proprietaria. La donna, a rientro intorno alle 21, ha avuto difficoltà ad aprire la porta, tanto il disordine e la confusione nella stanza, oltre l'ingresso con oggetti e mobilio ammassati. Frugando velocemente, i malviventi sono riusciti a trovare preziosi oro e denaro contante. Sono fuggiti con il buttino da una finestra, eludendo il sistema di allarme. È scattata subito una chiamata al NUE 112, indagine dei militari dell'Arma della compagnia di Udine. Dopo il recente colpo da oltre 200.000 euro messo a segno nella pelletteria Mabi di San Daniele del Friuli, i ladri hanno tentato di rubare nuovamente la notte scorsa. Questa volta però non sono riusciti ad asportare alcunché, perché è scattato l'allarme. Tramite l'impianto di videosorveglianza i vigilanti del Corpo Vigili Notturni si sono subito attivati. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Daniele e Udine. Sono state viste 3 persone armeggiare sul tetto. Sono stati ritrovati gli arnesi usati dai ladri per tentare lo scasso, subito informato il titolare che ha raggiunto la fabbrica. E Trieste è la città italiana in cui si vive meglio. A certificarlo è la classifica stilata da Sole 24 Ore. 3 province su 4 del Friuli Venezia Giulia sono nella top 10. In Friuli Venezia Giulia si vive bene, non è una frase fatta né uno slogan promozionale, è un dato di fatto determinato analizzando ben 90 indicatori statistici divisi in 6 ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. 3 province su 4 della nostra regione si sono posizionate nella top 10 della classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita. E nella graduatoria nazionale è proprio una città della nostra regione a guardare tutti dall'alto al basso, grazie al prestigioso primo posto conquistato da Trieste, che si aggiudica la Palma d'Oro della 32esima indagine dopo 2 quinti posti consecutivi. Il capoluogo regionale è riuscito a soffiare il gradino più alto a Milano, finita al secondo posto, e a Trento, ancora una volta, terza in classifica. Ma nella top 10 si sono ritagliate prestigiose posizioni anche Pordenone, che guadagna il 7° posto, e Udine, che sale al 9° posto. Nell'insieme è tutto il Triveneto a fare un figurone. Il nord-est è infatti piazzato tra le prime 10 posizioni ben 7 province, grazie anche al 5° posto di Bolzano, l'8° di Verona e al 10° di Treviso. La Marca è l'unica vera new entry della top 10, posizione ottenuta grazie al primato raggiunto nel nuovo indice della qualità della vita delle donne. Conferme nella top 10 anche per Aosta, 4ª, e Bologna, 6ª. Grande la soddisfazione per il presidente della regione. È in plane. Nelle prime 10 città, 3 sono del Friuli Venezia Giulia, ha scritto Massimiliano Fedriga sui suoi social, ma orgoglio è stato espresso anche dal primo cittadino della città giuliana. La nostra bella città è nuovamente prima per qualità della vita in Italia, ha commentato il sindaco Roberto Di Piazza, rilanciando la notizia su Facebook. Parte nella nuova sede di Feletto Umberto il nuovo corso di studi della MIZ Academy Udine, quello di Agrotech Specialist, per rispondere ai bisogni del comparto agroalimentare e alle sfide dell'agricoltura 4.0. Parte il 5° corso del biennio 2021-2022 del MIZ di Udine. L'attenzione si sposta verso un settore importantissimo per questo territorio, che è quello dell'agricoltura, il settore primario. Assolutamente un settore di eccellenza importantissimo, perché è da volano anche per altri settori come quello turistico. Una figura assolutamente nuova, Agrotech Specialist, che va a rispondere ad esigenze delle aziende che si trovano a dover gestire cambiamenti relativi al mondo della sostenibilità, green, al mondo della produttività
Quindi una giornata importante per noi, non solamente per il MIZ, ma per tutte coloro che hanno creduto nella possibilità di dare al nostro territorio una figura evoluta in ambito agroalimentare. Vittoria è primo posto solitario in classifica per la UEB Gesteco Cividale. Siamo al basket che ieri sera ha affrontato e sconfitto Mestre, ex seconda in graduatoria per 66-84. Beh, sono orgogliosissimo di Pilla, dello staff, della squadra, dei nostri tifosi che erano tantissimi. Oggi credo che abbiano spinto la squadra come non mai e veramente sono al limite della commozione perché è bellissimo vedere a che livelli siamo arrivati in un tempo così breve. Una grande vittoria che certifica il lavoro settimanale di un gruppo serissimo e Pilla Landia che oggi ha dominato, abbiamo vinto una partita in maniera larga, senza mai nessun tipo di discussioni. Loro ci hanno provato, sono una squadra forte, seria. Io faccio veramente in bocca al lupo a Samuele, a Franco Delle Spinis, al presidente, al coach, perché hanno messo in piedi un gran progetto e saranno una rivale durissima perché la stagione è ancora lunghissima, abbiamo vinto solo una battaglia, ma oggi noi festeggiamo la nostra vittoria che ci avvicina, anche se non matematicamente ancora, alla Coppa Italia, che ci rende capolisti e saluti e molto orgogliosi di quello che stiamo facendo, ma io veramente abbraccio la squadra e dico bravissimi. In settimana abbiamo rinunciato anche a Simone Rocchi per avere una rotazione anche più snella, per dare un pochino più di spazio anche ai nostri giovani. Oggi Pila è stato fantastico, ma io non avevo nessun dubbio, si è vista la sua mano, un'azione di pallacanestro, credo magari la faremo vedere, che certifica il lavoro settimanale. Ecco, sabato siamo al Palazzo Steco, se vinciamo siamo in Coppa Italia, abbiamo 3 chance, facciamo una per volta. Però è chiaro che mi auguro che l'ultima partita per la natalizia il palazzo sia pieno e spinga questi ragazzi a un'altra grande vittoria, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra e non fare voli pindarici, perché con questo atteggiamento, con questa umiltà, con questo lavoro quotidiano siamo arrivati a questi livelli e sono livelli assolutamente meritati, consoni rispetto al lavoro fatto e alla potenza della società che è in crescita e che non si pone limiti. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea, il telegiornale ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.